in collaborazione con Glam Vision e CAF Acli. Tragedia in volo in Val di Passa. Pilota di parapendio muore a 30 anni. È precipitato tra le rocce dopo il decollo sul Sas-Pordoi. Un ragazzo in bici travolto da un'auto all'altezza della ciclabile a Grigno, in Valsugana. Il sedicenne trasferito in elicottero all'ospedale. Massacrato davanti al suo camper. Dopo 14 giorni di agonia è morto l'ambulante Massimiliano Bincoletto, a Rovereto, tra i volti del mercato cittadino. Caso Pedri, arriva la sentenza, illegittimo il licenziamento del dottor Taddeo. L'avvocato Ferrante a Il Dolomiti. Ci siamo trovati a fronteggiare 17 contestazioni. La reazione dell'azienda sanitaria. Non commentiamo fino a quando non abbiamo letto le motivazioni. A Trento la crisi degli alloggi universitari tra fondi PNRR che mancano e stanze singole da 400 euro, più spese. Frigotto, c'è preoccupazione, gli studenti andranno altrove. A quota 2500 metri in pantaloncini e scarpette, ma se diamo consigli ci ridono in faccia. Il gestore del Tosa Pedrotti, in montagna non abbiamo bisogno di grandi numeri. No. Dai. CAF Acli, il 730 che spacca.